Alessandro Pizzato, 52enne di Dolo, ha perso la vita all'alba in un incidente lungo la A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, un'auto che stava procedendo sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che la procedeva guidato dal 52enne, facendogli perdere il controllo del mezzo pesante che è andato a colpire la barriera di sicurezza centrale che separa le due carreggiate dell'autostrada, ribaltandosi proprio dal lato del conducente e senza lasciargli scampo. Solidarietà e vicinanza alla famiglia, a tutti i suoi cari e amici di Alessandro Pizzato, un nostro concittadino dolese di Saint-Bruzon, scomparso in un tragico incidente questa notte. Non solo siamo vicini, ma anche esprimiamo tutto il nostro aiuto a tutti coloro che conoscevano Alessandro e che oggi lo piangono assieme appunto ad una comunità, quella ambrosiana e dolese tutta. Gli agenti della polizia stradale stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione le fasi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire perché l'automobile abbia tamponato l'autocarro e le successive circostanze che hanno portato il mezzo pesante a schiantarsi contro la barriera centrale. Le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e bonifica della carreggiata si sono concluse verso le 8:30 e la circolazione è tornata alla normalità.